Bene, eccoci qua, come ben sapete proseguiamo con la tematica, abbiamo cambiato interlocutore. Giorgio Pallù, direttore del Dipartimento Medicina Molecolare UniPD, Università di Padova, e poi ci sarebbe da aggiungere anche già preside di medicina, giusto? L'ultimo preside di L'ultimo medicina. preside, c'è chi mi dice che si dice già l'ultimo ex, insomma. Bene, grazie di essere qui Pallù. Allora, noi come ben sa continuiamo a parlare di stop al nuovo ospedale. Questa mattina si sono rincorse un po' varie dichiarazioni, stop, titolava insomma il Corriere del Veneto, invece l'azienda ospedaliera nessun blocco procedura Polo Salute e così via, varie dichiarazioni anche del governatore Zaia. L'ha preceduta Claudio Sinigallia, Commissione Sanità, Regione Veneto. Voglio capire innanzitutto la sua visione per quanto riguarda la fattibilità o meno, l'interesse insomma personale o della cittadinanza su questo nuovo ospedale, quali possono essere i punti di forza oppure quelli negativi. E poi sentiremo altri insomma interviste e interlocutori. A lei la parola. Bene, io vorrei chiarire per i telespettatori un equivoco che può essere anche un dubbio semantico. Ospedale, cosa significa? Hospitalis, ospizio, dove si ospitano e si curano gli ammalati. Certo. Ma gli ospedali non sono tutti uguali. C'è l'ospedale zonale, provinciale, regionale, c'è l'ospedale di Oderzo, c'è l'ospedale di Padova, cito Oderzo perché è la mia cittadina natale. Quindi gli ospedali variano in funzione di quelle che sono le loro caratteristiche, e così prevede anche il piano sociosanitario regionale. Padova non è un semplice ospedale, non è solo un ospedale, è un ospedale che ha sì le stanze di ricovero, i letti di degenza dove si trattano gli ammalati, ma anche i laboratori dove si fa ricerca, le aule dove si insegna, e i laboratori servono per produrre la diagnostica avanzata, le terapie molecolari avanzate, per trattare quelle patologie che non si possono curare negli ospedali provinciali o regionali. Quindi non è un ospedale Padova, ecco perché lo ripeto, lo ribadisco, vorrei che si parlasse di quello che è Padova. Padova era facoltà di medicina, era medicina prima ancora che esistessero gli ospedali. Quindi a Padova c'è un ospedale contorniato da laboratori di ricerca. A Padova si può curare una malattia genetica rara, quello che non si può fare né a Vicenza, né a Treviso, né a Oderzo, né a Conegliano. Quindi è giusto dire, sottolineare che è un'eccellenza anche addirittura mi verrebbe da dire europea a momenti? Allora, Padova, che ho gestito come preside negli ultimi 7 anni, è stata per 3 anni la prima facoltà di medicina d'Italia per qualità scientifica. Quindi Padova si deve confrontare in questo mondo globalizzato con le realtà ospedaliere universitarie di Francia, di Germania, di Inghilterra, di Regno Unito. Quindi quello che voi chiamate ospedale in realtà è un campus. Campus che cos'è? Che ospita docenti, ricercatori, studenti stranieri, professori stranieri, dove si fa ricerca internazionale. Quindi è un policlinico con tante cliniche ma tanti laboratori universitari dove si fa terapia e medicina d'eccellenza. E così è stata vista anche nel piano sociosanitario Pallù, le chiedo, regionale. ma è un campus attualmente ancora all'avanguardia, da cui quindi l'esigenza di lasciarlo così com'è, oppure c'è una fondata esigenza di restyling, di rinnovo, di ripartenza? Com'è questo campus? Necessita ritocchi? Allora, è un polo di medicina accademica, quindi ricerca, didattica e assistenza. Se vogliamo vedere i dati brutti, Padova è prima in Italia e forse anche in Europa in molte branche della medicina, sia clinica ma soprattutto della ricerca biomedica. Questo è testimoniato sia da analisi farmaceutiche, Assobiotech, Farmindustria, ma sia dall'analisi ANVUR. L'ANVUR è un organo ministeriale che ha valutato la qualità della ricerca scientifica. Quindi Padova è tutt'oggi uno dei posti di primissimo livello per la medicina in Italia e in Europa. Allora, se lei mi chiede se Padova ha bisogno di ristrutturare le sue strutture ospedaliere, rinnovare le sue strutture ospedaliere, certo, perché le strutture ospedaliere vanno rinnovate ogni 10-20 anni. Quindi gli ospedali cosiddetti dove si ricoverano gli ammalati diciamo, vanno rinnovati perché la medicina cambia rapidamente, quindi c'è la parte
biologica, biomedica, che rinnova tutte le conoscenze ogni 5 anni, e la parte clinica che applica queste conoscenze la segue a distanza di altri 5 anni. Quindi ovviamente c'è bisogno di nuova struttura ospedaliera, ma c'è bisogno di inserirla in un contesto che sia unito all'attività di ricerca e didattica. Non può essere dislocato dove non si fa ricerca e didattica. Cito Certo. Padova Ovest. Certo. Padova Ovest era semplicemente un ospedale. Allora, la posso interrompere un istante perché abbiamo una telefonata dal pubblico da casa, Valentina da Treviso. Appoggiando l'auricolare può sentire quello che è la domanda. Insomma. Dove lo appoggio? All'orecchio così. No, basta appoggiarlo, ecco così. Lo tenga con il suo dito, tengo. perfetto. Valentina, grazie, buonasera. A lei la parola. Buonasera. Buonasera, volevo chiederti il nuovo ospedale che viene... Buonasera. Buonasera. Ok, volevo chiedervi per il nuovo ospedale che viene fatto, che senso ha a fare un altro ospedale se si può rinnovare quello che ha e risparmiando dei soldi dei cittadini che volendo si può tenere quello come ospedale e rinnovarlo solo nel caso parli delle cose nuove, perché io penso che dopo sono soldi che verrebbero spesi tanti e penso che adesso cittadini e anche lo Stato e compagnia varia non ce n'è bisogno, secondo lei, insomma, con tutti i soldi che stiamo tirando fuori. Io penso proprio di no, in quel momento di crisi come ci sono adesso, i comuni dovrebbero solo, e le province, aiutare persone veramente in difficoltà e non buttare soldi su altri ospedali e invece potendo tenere quello che hanno, che io penso che è già agevolato, già grande, basta solo rinnovarlo un po' e basta. Allora Valentina, noi giriamo logicamente al nostro ospite la domanda. Grazie per aver chiamato. Allora, questa Grazie, domanda mi buona serata. permette di esporre quello che Possiamo stavo per appoggiare dire. l'auricolare? Voilà. Effettivamente, allora quando si rinnovano queste strutture, e questa, come ho detto, non è semplicemente un ospedale, Sì. è anche un campus di medicina accademica, o si rinnovano come fanno in America, come fanno in Inghilterra, si fanno gli spazi verdi, si fanno i parcheggi, si fanno gli asili nido, si fanno le case per i professori, per gli studenti, e si fanno anche i bioparchi, cioè gli insediamenti industriali, perché oggi la medicina d'avanguardia è diventato un settore avanzatissimo, forse più avanzato in questo secolo, per nuove industrie high-tech come le bio e le nanotecnologie e Certo. l'industria farmaceutica. Quindi o abbiamo la capacità di fondare una nuova cittadella medica, oppure dobbiamo accontentarci, se non abbiamo, come sembra essere il caso, e che vive non solo la nostra regione ma tutto il paese, dobbiamo accontentarci di dire dove lo facciamo. Beh, abbiamo modelli come New York, come Boston, come Londra, come Parigi, dove si costruiscono torri nei centri metropolitani e quindi c'è un vecchio ospedale, certo che è vecchio, è superato, ma attorno a quello c'è una cintura di ricerca che va, per chi conosce Padova, dal nord Piovego, c'è il nuovo edificio di Botta per la didattica, c'è il Valisneri, c'è un insediamento in via Horus, c'è il macello che potrebbe essere ricostruito, c'è l'ex macello e basta andare negli Stati Uniti, a New York. I più grandi ospedali universitari sono delle città che crescono in altezza, che hanno 4, 5, 6 piani per ricovero degli ammalati e 20 piani per la ricerca. E vecchio sul vecchio quindi no? Io cioè, credo nuovo sul no, vecchio si no? può fare nuovo su vecchio, quindi a un Questo certo momento però potrebbe arrecare danno per i pazienti, le chiedo. E poi non c'è anche uno stupido, mi perdoni, paradosso, perché tutti amiamo questa grande America, però grandi palazzoni, grande tecnologia, grandi cose fantastiche, ma se non c'hai i soldi, come dicono a Roma, non ti curano. Quindi una sanità, la nostra in deficit, però molto più caritatevole rispetto al grande palazzone americano. La missione di Padova e della medicina di Padova è quella di fare cure e diagnostiche e terapie e prevenzione di eccellenza. Esatto. Quindi questo si può fare avendo una struttura medica, un ospedale, fianco a fianco all'interno con le strutture di ricerca, Sì, come ho detto su questo prima. concordo. Allora, siccome non possiamo costruire una città ex novo, Sì. allora le strutture di ricerca le abbiamo in una cintura metropolitana cittadina da secoli ormai, la più antica e la più prestigiosa facoltà di medicina d'Europa, allora costruiamole dove questi laboratori ci sono e faremo anche gli interessi degli ammalati, perché avvicineremo la ricerca,
il banco di ricerca al letto del paziente. Quindi io credo che a questo momento questa sia la situazione Le posso migliore. chiedere, però mi ha colpito il fatto che, cioè io adesso ho fatto questa battuta su ciò che è l'America e non me l'ha commentato, insomma, ma perché? È una scelta Allora, se vuole non personale? le commento l'America, le commento Ulm, le commento Heidelberg, le commento, Attenzione che suona il telefono, mi perdoni. le commento Lubiana. Oggi fare un ospedale ex novo o ristrutturarlo ex novo è lo stesso tempo, basta buttarlo giù. È chiaro che qui ci sono problemi di viabilità, Sì, caspita, ci questa sono è di una città ristrutturazione, medievale, ma c'erano problemi a Padova Ovest, idrogeologici, Esatto. di trasferibilità, di percorribilità, stradali e quant'altro. Non solo, ma si nuovo sarebbero un'altra dovuto telefonata. trasferire studenti e laboratori di ricerca nuovi, nuovissimi, la città della Speranza, via Horus. Quindi tutte strutture già pagate, Già, d'avanguardia, che producono ricerca La di città della eccellenza. speranza ricordiamo anche come è stata grazie alla gente, al cuore della gente. Abbiamo al telefono Beatrice Dalla Barba, dirigente medico di pediatria dell'azienda ospedaliera di Padova. Grazie dottoressa, buonasera, come sta innanzitutto? Buonasera, buonasera, bene. Saluto tutti. Allora dottoressa, io voglio capire la sua opinione su questo famoso ospedale, da farsi, da non farsi, ne abbiamo già toccato tempo fa alcuni passi rapidamente, ma oggi grazie al Corriere Veneto sembrerebbe è ritornata come sempre la notizia di questo ospedale. A lei la parola, cosa ne pensa? Fare il vecchio sul Sì, nuovo, il nuovo sul vecchio, il nuovo sul sì, nuovo, insomma, a lei, tanti termini. ecco. Sì, la ringrazio. Mi dispiace molto non essere davanti alla televisione perché avrei seguito molto volentieri, ma avevo un impegno di lavoro. Non si preoccupi. Io, come ho detto durante tutta la campagna elettorale, come Padova 2020, non siamo contrari a priori rispetto al nuovo ospedale. Il Sì. punto è che noi abbiamo detto assolutamente no in quella zona, perché è una zona ad altissimo rischio idrogeologico, come ho appena sentito dire. E la seconda cosa era che il project financing è un debito che noi regaliamo ai nostri nipoti e pronipoti per il resto dei nostri giorni. Quindi siamo assolutamente contrari a questo aspetto. Inoltre, mi sembrava di sentire qualcuno che era in attesa. Sì, con me c'è Giorgio Palù, che è Ok, direttore ma- del Dipartimento di ecco, Medicina sì, Molecolare lo dell'Università degli Studi di conosco, non Padova. so se Li lui si ricorda conoscete? di me, ma io ricordo bene lui. E uno dei punti fondamentali, secondo me, e in campagna elettorale è stato quasi gratificante, quando i cittadini si chiedevano ma voi cosa pensate? Io dicevo, ma lei vuole il nuovo ospedale o vorrebbe una buona sanità? La risposta è buona sanità. Allora io credo che su questo noi dobbiamo concentrarci. Allora, a Padova è un'eccellenza sanitaria, anche se la regione sta rompendo un po', però sputando sangue riusciamo a garantire una buona qualità dell'assistenza e questa è la cosa importante. Io credo che io faccio sempre un esempio che è un po' banale, ma forse è calzante. Se io non ho una vasca da bagno non mi compro l'idromassaggio, allora la Yakult. Allora, se abbiamo un ospedale che si può ristrutturare con molto, molto, molto meno, la metà, forse anche meno della metà, con dei progetti che tra l'altro con Soltellini, eccetera, i tempi di persone, era già fatto e sarebbe già pronto, l'ospedale ristrutturato odierno, io credo che io sarei orientata verso questo, perché la buona sanità c'è e investire dei soldi che non abbiamo per avere le pareti più carine o le piante di fiori credo che non sia il nostro obiettivo e credo che il Comune, e l'impegno lo metterò come consigliera, io credo che fino ad oggi l'amministrazione non abbia preso tanto in considerazione il fatto che il sindaco è responsabile della salute e del benessere dei cittadini, mentre credo che non si sia mai, come dire, speso su questo tema, perché sappiamo che il PD era favorevole al nuovo ospedale, anche al project financing, anche se una larga parte del PD è contraria ed è sempre stata contraria al project financing. Esatto, prima avevamo Claudio Sinigaglia e lui mi ha rimarcato pubblicamente che non è di certo a favore del project financing. No, infatti la commissione la commissione sanità della regione Esatto. ha respinto fortemente questa cosa Esatto, con un bel esatto. anche documento.
Eppure è del Partito Democratico, sottolineavo questo tecnicismo. Insomma, sì, io certo. facevo parte del circolo sanità del Partito Democratico, abbiamo fatto un lavoro grossissimo, abbiamo anche fatto una grossa pubblicazione proprio contro il project financing. Dopo il fatto che qualcun altro invece ci credesse non è una cosa che mi piace. Grazie Dalla Barba. Vedevo il nostro interlocutore qui in studio, quindi Giorgio Palù, vuole replicare qualcosa? È concorde? Sì, La dottoressa la sente, prego. Sì, allora quello che posso Sì. dire è che lei ha avuto delle accentuazioni di tipo politico. Io non sono un politico, sono Certo. un tecnico, non voglio entrare in disquisizioni politiche. Per 4 anni abbiamo elaborato un progetto di come doveva essere questa nuova struttura, chiamiamolo pure nuovo ospedale, polo della sanità o campus Sì, di medicina come piace a lei, accademica, certo. come piace a noi. A voi. A noi. Diciamo, ecco, quello che concordo con la dottoressa La Barba è che dovremmo parlare di buona sanità, non di ospedale. certo. Noi abbiamo sempre Sono disegnato d'accordo. una struttura ideale, non dove allocare Esatto. questa struttura. Quindi, se non ci sono i soldi, se non si fa il project financing, a maggior ragione, concordo con lei, allora dobbiamo vedere dove questa struttura, che deve essere rinnovata, perché bisogna fornire nuove strutture agli ammalati, dove si può meglio allocarla. Allora la allochiamo dove abbiamo rischio geologico, dove non trasporteremo gli studenti, dove non avremo strutture di ricerca didattica, dove non potremo ospitare professori che vengono da New York piuttosto che da finiamo di Barcellona o da altre ristrutturare parti del mondo, o la facciamo dove Padova ha costruito in quasi 9 secoli di storia la sua vicenda, Certo. dove abbiamo i laboratori, dove possiamo fornire diagnostica e ricerca d'avanguardia. Un secondo Io che credo sentivo che a un anche- certo momento, ecco, a questo punto Sì. se un messaggio va dato, non politico ma tecnico, sono passati 4 anni. La delibera della facoltà di medicina è del 2010, quindi ecco, è giusto però che a questo punto i politici decidano. Si mettano Ci d'accordo vuole e una si nuova dà una struttura risposta. sanitaria, però a un certo momento non ci sono i soldi, non si fa il project financing, si faccia Esatto. questa struttura, ma si faccia Si dove è ristruttura meglio questa farla. con un E il progetto modello di non può che fattibilità essere... Dalla Barba, un da secondo, che- perché se no non riesco. Allora, sentiamo, Ah, adesso scusa. stava Non può replicando. essere che il modello di un policlinico universitario dove si fa assistenza ma dove si fa ricerca. Dalla Barba, a lei la parola? Sì, cioè io credo che il progetto andrebbe veramente riconsiderato, il progetto di fattibilità che c'era della ristrutturazione del vecchio ospedale, che secondo me è quello che costa meno e che mantiene... Vi vedo che consente concordi, di mantenere questo è- un'alta qualità Certo che senza- concordo. senza separare l'università, Concordo. che è Perfetto. fondamentale. Io la ringrazio, Va bene. quindi un ringraziamento a Io Beatrice ringrazio Della lei, Barba, buon dirigente lavoro e medico di saluto pediatria. tutti i telespettatori. Grazie. Buonasera. Io una cosa non ho capito però, e lo cercavo di rimarcare prima proprio con l'altro interlocutore, ma come mai per una questione come questa non viene chiesto un parere, non vengono creati dei tavoli con dei tecnici come siete voi medici, che secondo me siete quelli più adatti a decidere e a consigliare, ma c'è sempre, lo chiedevo prima fortemente, sempre la politica che decide per questioni che non c'entrano niente. Allora, quello che posso dire è che noi abbiamo fornito un progetto che è stato approvato Sì. dal Senato accademico, è durato 4 anni, abbiamo interpellato gli esperti, io stesso ho visitato i più grandi centri di ricerca medica del Sì. mondo e gli ospedali del mondo, quindi Proprio ho per lavorato dare dei una- modelli. A sua volta sono stato anche incaricato dalla Regione come tecnico per il Polo della Salute di Padova e io il mio giudizio tecnico l'ho espresso. Quindi ve l'hanno chiesto, vi hanno coinvolto, ma poi sembra che non ci sentano. Come ho detto non sono un politico. Allora, sentiamo questa intervista che abbiamo realizzato tempo fa con Lorenzo Fellin. Sentiamo un pochino che cosa, è stato citato anche prima dalla dottoressa Dalla Barba, qual è la sua opinione. Con Lorenzo Fellin della lista Insieme il Comune. Allora, senta, uno dei temi caldi di questa campagna elettorale a Padova è il nuovo ospedale e uno dei punti interrogativi che ci si pone è quale sarà il futuro della sanità padovana, a partire proprio dal nuovo ospedale. C'è chi lo vuole fare e c'è chi dice è meglio aspettare. Voi che posizione avete? Ma noi non siamo pregiudizialmente contro. Padova avrebbe bisogno di un nuovo ospedale, però
ciò di cui si parla finora non è assolutamente chiaro, se è un nuovo ospedale che comprende la parte universitaria, non la comprende, ci imbarchiamo su un'avventura che comporta il project financing, cioè la finanza di progetto con tutto quello che questo potrebbe produrre sulle future generazioni in termini di costo. Noi a questo non siamo assolutamente, su questo non siamo assolutamente d'accordo. E inoltre dobbiamo tenere presente che la visibilità che viene data, anche ai numeri che si danno, è piuttosto arretrata, è quella che era nata dai dibattiti sul nuovo ospedale attorno al 2004, quando io ero prorettore all'università. Ora c'è da aggiornare tutto, in particolare per quanto riguarda anche l'invecchiamento della popolazione e il bisogno di lunga degenza, che con le idee che corrono sul nuovo ospedale non viene assolutamente tenuto in considerazione. Ecco, voi siete contrari dunque oppure siete possibilisti anche sulla realtà, cioè sulla realizzazione di un nuovo ospedale? Io direi che siccome abbiamo perso 30 anni a Padova a discutere di un nuovo ospedale, le prime discussioni sono circa 30 anni fa, se perdiamo altri 4-5 mesi per fare un vero approfondimento in mano ai tecnici, non ai politici, che vedano gli scenari futuri, che comprendano cosa significa una Padova con dentro un'università di dimensioni gigantesche, e quindi che facciano una valutazione seria, soprattutto anche dei costi, perché abbiamo i due precedenti sgradevoli della finanza di progetto, di quello di Mestre e di quello di Sant'Orso, dove il privato che ha investito rischia di pigliarsi degli utili che vanno attorno al 20%, che sono a carico della collettività. Questa è una cosa inammissibile. E d'altro canto soldi pare che non ce ne siano pubblici, quelli che hanno detto finora sono una miseria, anche come stima, perché io non ci credo assolutamente che con 600 milioni di euro si riesca a fare qualcosa di serio, come minimo. La vedevo concorde, vedevo che... Ma certo che sono concorde, perché Sì, poi il sì. professor Fellin è stato prorettore all'edilizia, conosce bene i problemi anche di medicina, è una persona che ha detto cose Che ne molto sa, sagge, esatto. e ha detto anche parlando quello che dicevo io, Esatto. oggi il cosiddetto ospedale va rivisto ogni 10-20 anni, ma giustamente a Padova dobbiamo pensare a una cintura per l'aging, per l'invecchiamento, per l'hospice, quindi oggi quando si progetta una struttura sanitaria bisogna pensare anche a tutto il contorno, quindi ecco, credo che ha detto cose che condivido assolutamente. Grazie direttore, quindi un saluto a Giorgio Palù, direttore, dicevo, del Dipartimento di Medicina Molecolare Università degli Studi di Padova. Grazie a voi per aver telefonato, ascoltato, insomma per aver seguito iReporter per te. Un grazie anche a Dennis per la regia tecnica. Noi torniamo come sempre domani sera alle 19:15. Come ho già anticipato ci sarà un evento molto bello che vogliamo sponsorizzare in quel di Asiago, scusate, la Papera, e dopo parleremo anche di api che stanno migrando chissà come e perché in centro città rispetto alla scelta della natura. Grazie ancora e buona serata. Grazie Buonasera. per essere stato Buonasera. qui a nostra Grazie a disposizione. voi.